Il localismo come carattere distintivo del modello di business delle banche, ma anche moderno welfare targato credito cooperativo per interpretare in senso moderno il concetto antico ma sempre valido di mutualità. I tempi cambiano, ecco come si presentano le BCC all'appuntamento con il futuro. Gli statuti delle nostre banche di credito cooperativo hanno una particolarità, prevedono che il 70% degli utili vengano destinati a riserva legale, da qui il grande vantaggio competitivo che ha il credito cooperativo, di non dover riconoscere l'attenzione, la vicinanza dei propri soci tramite il dividendo, quindi in denaro, ma in termini di servizio. Quindi se il riconoscimento dei propri soci avviene tramite i servizi, ancor di più l'attività delle mutue, in questo caso raggruppate in questo consorzio che si chiama Comipa, è importante per il credito cooperativo perché tangibilmente danno un servizio diverso da quello che può essere il servizio tipico dell'intermediazione bancaria e quello dei filiali. Quindi tramite questo strumento di mutua che sta nel DNA del credito cooperativo si può riconoscere ai soci un dividendo che è diverso dal denaro. Per questo ci chiamiamo banche di persone e non banche di capitali. Oggi abbiamo parlato di M come mutualità. Cosa significa? La M è la nostra lettera madre, è il fattore genetico distintivo. La mutualità è veramente la risorsa sia del presente sia del futuro, anche e soprattutto nel futuro assetto a gruppi, proprio perché quella mutualità interpretata in oltre 135 anni in maniera autonoma e in maniera assolutamente coerente con le esigenze dei territori potrà giovarsi di investimenti comuni e di strategie di lungo periodo, innovando e anche introducendo la dimensione digitale. Un esame accurato sul presente, ma soprattutto una riflessione sul futuro. Il convegno è stato organizzato nella suggestiva cornice del Lago di Garda da Comipa, il consorzio tra mutue italiane di previdenza e assistenza. L'attività che è rivolta naturalmente al sociale, un'attività che è sempre stata classica e portata avanti dal credito cooperativo e che ora le mutue lo fanno per il proprio socio sostenitore, ma intendendo quell'attività sociale rivolta ai bisogni sanitari delle persone, oltre che del tempo libero e della cultura. Queste sono tutte le attività che le nostre mutue portano avanti erogando contributi, erogando sussidi, hanno un ampio spazio, diciamo, di intervento sul sociale e con questa loro attività riescono a fare in modo che la propria banca che sostiene tutto questo riesca a rimanere collegata con il proprio territorio. Una banca, una mutua. Il progetto pilota della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo potrà essere colto dalle nuove federazioni regionali come opportunità di coordinamento e di organizzazione territoriale. Un'unica cabina di regia per affiancare tutte le BCC regionali in un percorso di creazione delle mutue, una per banca, ma con caratteristiche comuni e una presenza capillare nei territori. L'opportunità è quella di rispondere ai criteri della nostra identità, per cui un servizio alla persona in un welfare esteso ed allargato. Sto pensando al welfare aziendale, ma sto pensando anche al welfare sanitario, al ricreativo, alla formazione, alla famiglia e quant'altro. Dall'altra parte rispondere anche a dei criteri di business e di mercato che in qualche modo possono essere, tra virgolette, intercettati anche attraverso questa forma. Le due cose insieme creano delle opportunità straordinarie per le singole banche, per il nostro movimento e creano quella redditività necessaria che ci consente di fare quel denaro buono che serve a rinforzare i nostri patrimoni ma a restituire anche al territorio quei denari come ci dicono i nostri ispiratori. Penso che se ci rifacciamo al nostro articolo 2 e quindi quello di sviluppare il territorio, dobbiamo riappropriarci anche del localismo e di essere al servizio non solo della persona ma della comunità locale. E penso che offrire un servizio come quello che già tra l'altro offrono molte delle nostre banche attraverso le mutue già costituite sia un valore aggiunto che possa caratterizzare ancora di più il ruolo della banca di credito cooperativo nel territorio.